Eccoci qua, voglio, siamo in diretta. Spero che si sente perché l'ultima volta che facevo la diretta in coppa YouTube non si sentiva la voce, quindi potrei stare anche parlando da solo. Quindi vado a aprire un attimo in coppa YouTube prima di... voglio prima accertare se effettivamente sto parlando su lì oppure no. Quindi vado un attimo a vedere. Vediamo un attimo. No, perché ho esperienze molto negative, voi già lo sapete, quindi tengo sempre, non mi va più di fare quegli inizi scoppiettanti, no? Pieno di euforia, di buonasera e poi faccio i 7-8 minuti di monologo da solo, non mi va sinceramente, perché l'ultima cosa sono rimasto proprio male, perché da parlare 10 minuti soli, proprio veramente a spada tratta, quindi, vabbè, mo nonostante ciò sto parlando solo io, però sto aspettando che parte il video da come cazzo si chiama, ma è iniziata la live, dice chi state, ma quando viene, chi state? No, e voglio capire un attimo se mi state sentendo, solo che non mi parte la diretta su YouTube, perché poi mi collego pure io, come ben sapete, mi collego alla pagina di YouTube per capire. Ah, si vede e si sente, dice Bomberascio, meno male. Sto solo aspettando che stu cazzi. Ah, oh, l'ho risolto. Forza. No, perché ora mi parte la mia voce in differita, quindi la voglio interrompere prima del tempo. Vediamo un attimo, Accade, vediamo un partuto già. attimo. No, perché Colloquio. Sto disattivando un attimo l'audio. No, perché praticamente sto computer mi voglio quando esce molto tempo fa, ma io stai parlando con un guaglione in da comune e sto guaglione mi disse, appena lui sa parlava, no, che fatica fai, che stai facendo, e io praticamente mi disse, io aggiusto i computer, sto faticando in da un negozio di elettronica dove aggiusto i computer, e dice, dopo, dice, tu ci c'hai da buono a sapersi, ma fortunatamente non ne tengo bisogno perché io computer mia ci c'hai va veramente bene, non mi dà problemi. Manca a lo dicere, ma c'è pure una ratta di palla, però nel contempo che gli dicevo questa cosa. E mo il computer oggi veramente non sta nei numeri, perché qui belle e buone si blocca, belle e buone, non lo so, ma forse sarà la connessione, non lo so, che cazzo sarà che la team, che veramente mi fa il capo per il punto, di che questa team proprio secondo, io lo dico spesso, sto fatto forse, ma io, se fosse i kamikaze, l'ISIS, gli sta a zumbare, chi scarati, gli sta a zumbare in aria, cioè non punterei a uccidere civili oppure gente che non c'entra niente, a sta scarati comunque in pratica, quindi se vogliamo organizzare qualcosa, qualche attentato, qualche cosa contro i killer team, allora a me mi trovate, voglio essere il vostro Bin Laden, il vostro non lo so, chi è morto Bin Laden, è meglio no, che qualcuno, qualche capo dell'ISIS o conosce, allora, andiamo a vedere chi ci sta collegato. Cioè, addirittura mi funziona un mouse. Ah no, ecco, ecco. No, mi funziona il mouse. Voglio andare a vedere chi sta collegato. Comunque, Dario Valva addirittura non so cosa ci faccia in questa diretta di YouTube, perché di solito Dario Valva è uno di quelli che segue, ma forse seguono le dirette su Facebook, ma non so perché sia qui a seguire, ma mi fa piacere ovviamente, la diretta di YouTube che è sempre stata un poco più di nicchia rispetto a quella di Facebook, no? Si mette poco ovviamente, non so quanti ne siamo come in diretta, cioè, però ne siamo più pochi rispetto a quella di YouTube, voglio dire, cazzo, che lei Facebook, ma grip sempre YouTube e Facebook, magari già fa proprio un fatto, vabbè, comunque, Bombera Show, grandissimo Gioacchino, lo saluto, grandissimo Gioacchino Ascione, Giovanni Napolitano, vi saluto un attimo al volo, che connessione a Caruto che tiene Claudio Scala, sì, voglio, non mi riesco manco a muovere con il cursore qua per andare a vedere i commenti, veramente stiamo proprio a alto livello, perché la verità, siamo proprio a alto livello, voglio. Cioè, eppure mi dà tutte le tacchette della connessione, me le dà tutte, quindi alla fine sai, cioè, coppa carta, no? Cioè, sulla carta dovrebbe essere una buona connessione quando hai tutte le tacchette, diciamo, piene, mentre a me cioè, non ci sono regole, nel senso, a Russunghi no? E alla tecnologia non ci sono regole. Vabbè, comunque, grazie adesso posso morire Giovanni Napolitano. Voglio veramente solamente proprio per salutare. Cioè, non lo so, io potevo pensare chissà uno chi è, chissà uno, io sono una casa che ho avuto vedere.
quindi non so, vabbè, comunque. Michele Brudetti, l'altro volta purtroppo ho visto una busta LMD per terra vicino alla spazzatura. Purtroppo sono episodi incresciosi che non sono, diciamo, isolati, perché in tanti a volte mi mandano delle foto, purtroppo, dove vedo delle buste LMD buttate così al vento per strada e a me mi dispiace, cioè, sono sempre pagine di cronaca nera che non mi piacerebbe trattare, perché poi mi viene quel dispiacere. Comunque, Ivan Ibz, due live in una settimana, a cosa dobbiamo tutta questa buchinarietà? No, in effetti, diciamo che sulla carta io annunciai di fare due live a settimana, una su Facebook e un'altra su YouTube. Perché? Perché quella là su Facebook è una cosa sfiziosa, mi piace, perché ci stanno sacche persone, quindi ti senti anche più buchinaro, perché sai che ti stanno sentendo più persone, quindi la buchinarietà avanza. Però un po' a Facebook, un po' a YouTube vorrei continuare a fare le dirette perché nonostante ne siamo più pochi, perché io non so quanti ne siamo, perché non mi metto paura a vedere, perché anzi mo vado a vedere, perché tengo una scimmia connessione, voglio che mi fanno poco paura. Sto andando a vedere quanti ne siamo, ecco qua, addirittura 15 ne siamo veramente, siamo soli io e voi, io e te, stiamo soli io e te in coppa a sta cosa. Ma 15 è un numero veramente vergognoso, perché forse probabilmente era da anni che non eravamo in 15 sulla diretta di YouTube. Vabbè, comunque io avrei l'idea di continuare a fare dirette su YouTube perché siamo un po' più pochi, non così, perché 15 veramente è un record negativo, di solito si una cinquantina, assistenti, e comunque alla fine diventa una cosa un po' più intima, io riesco a leggere più commenti, c'è sta un grado di partecipazione vostra più attiva rispetto a Facebook, a Rosung, io ogni volta che faccio diretta a Facebook trovo alla fine della diretta, magari sono 1800 commenti, 1700 commenti, sono tantissimi, allora la possibilità che io possa leggere uno dei commenti vostri diventa bassa. Allora mi rendo conto che uno si fa serio, perché magari lo so, per carità, uno non è capo a da commentare per forza, oppure deve, però sai, uno ci piace proprio questa tipologia di video che sono le dirette, è bello commentare, è bello interagire, no? Se uno poi bello e buono vede che uno scrive nada, non legge, va in fremo, perché pure a me mi capita quando mi vengo con dirette con qualcuno, gli scrivo qualcosa, avrei piacere che quello dall'altro lato leggesse, ma vado a rendere conto che veramente sono tanti commenti e uno non può leggerli tutti quanti. Quindi, però con YouTube invece c'è più possibilità di leggere i commenti. A volte capita che io leggo il commento di una persona, leggo 3-4 voto commenti di una persona, quindi si instaura più una cosa di interazione maggiore. Wow, ci ho fatto proprio un buchino con questa parentesi, però su cose che io ci tengo a spiegarle perché uno ci tenga. Comunque Claudio Scala, tanti mi piace, a diretta su YouTube viva, greca. YouTube a basso, Facebook è come paragone l'MD alla coda, no, ne esageriamo. Ci sono veramente dei lati molto positivi della diretta di Facebook, ma ce ne sono altri anche sulla diretta di YouTube, però io per carità non posso negare perché sarei come si dice, sarei ipocrita, però a me mi fa piacere che stiamo a casa ma c'è una diretta, però 17 spettatori ne siamo rispetto a 6-700 che stiamo in coppa a Facebook. Non posso negare che non mi fa piacere che sto facendo una diretta a 500-600 persone, nonostante poi alla fine sto sempre in una stanzetta qua, sono su lì, parlo su lì vicino al computer, però annaccia morte, mi piacerebbe che questo fatto non influisca su di me, però purtroppo a già influisce, nonostante io non è che ci tenga particolarmente tanto alle visualizzazioni, però sapere di avere più persone di fronte e dire qualcosa e parlare come faccio, comunque ti dà un po' più di sprint, di buchinarietà, voglio dire. Vabbè. Comunque, Renata Russo, buonasera. Ciao Renata, ti saluto. Manuel Savarese, buonasera. Matti Brooks, grandissimo, fedelissimo delle dirette di Facebook. C'era la live numero 100, voglio Carlino. Vabbè, ma mi stai chiedendo la luna. Allora, Dario Valvo, ma i tuoi fan lo sanno che sei il cognato di Altomare? Ma in realtà l'ho detto anche durante qualche diretta e una volta scritto uno stato su questa cosa qua. Comunque Antonella Nelle e si può
e si è poi parecchie volte un po' a Facebook si blocca a sto punto meglio qua. No, vabbè, sì, dal punto di vista della questa blocco, che non si blocca, sinceramente ho notato che più o meno stiamo là, si può bloccare anche per Facebook, si può bloccare anche per YouTube. I problemi tecnici possono verificarsi sia su YouTube che su Facebook, non cambia poco. Vabbè, comunque, Crecca, Ivan Ibz, ma non è che si è cominciato Periscope, io preferisco quello per via delle notifiche. Ma guarda che le notifiche le puoi attivare pure sulle dirette di Facebook, le puoi attivare perché ti esce proprio durante la diretta ti esce proprio una cosa che sta tipo segui, oppure vuoi essere avvisato sulle prossime dirette, una cosa così. Basta che prima e ti arrivano le notifiche delle dirette, quindi questa è una cosa che si può ovviare tranquillamente anche su Facebook, no? Su YouTube pure forse, ma YouTube penso che voglio più o meno sta, non lo so, perché la nera, no? Poi YouTube, perché... Comunque, Mario Abbronzino, Cero Sim saluto rimane, mi offro ad arte, quindi storia dell'arte, domani si farà interrogare Mario Abbronzino e poi penso che l'ha fatta fa sta che poi ti saluta, vabbè comunque Antonio Caccavallo, sai che giovedì? Sì, lo so che giovedì. No, la live si chiama il live del lunedì perché è una live che è nata sempre il lunedì, quindi è venuto a bucchinare, non so se meglio che oggi è giovedì, non so così in sala nuda, però diciamo che io oramai la ci chiamata così, la live del lunedì, anche se la maggior parte delle volte l'ho fatta di lunedì, ma mo non la faccio più lunedì. Però fino alla 100ª puntata la chiamerò la live del lunedì. Poi nel caso in cui cambiamo giorno, perché così sarà, perché oramai la live del lunedì si è spostata su Facebook, la faccio su Facebook e poi la faccio pure martedì, però la chiamerò la live della settimana, perché tanto se capite che se sgarra, che giornata, però volevo completare, volevo arrivare fino a 100 qua, quindi la chiamerò così. Vabbè, caga mio cazzo, grandissimo, caga mio cazzo, che addirittura commenta, c'ero 99, sono abituato sempre che lui mi chiama, invece mo commenta, però pure mi fa piacere, Giceta in una veste diversa, cioè 99 dirette su YouTube mi sento invecchiato e vabbè che tu non è che mi hai seguito proprio dall'inizio, caga mio cazzo, io mi ricordo di te che hai incominciato a cacare appunto il cazzo, forse dopo una cinquantina di puntate, non lo so, dimmelo tu, una cinquantina di puntate, forse sei entrato, sei entrato a far parte appunto di questa nostra famiglia di case cadute. Comunque Sonny Crockett, ma della vecchia guardia non è rimasto nessuno, addirittura. Vecchia guardia, io non lo so, ce ne stanno assai, in realtà erano tanti con i quali abbiamo cominciato a fare video. Beh, in realtà ci cominciato solamente con Frank a fare video, poi dopodiché si sono uniti altri amici, Fabio, Maurizio, poi vabbè un uovo comparso perché quando facevamo i parodie avevamo bisogno di tante persone, quindi però ma dalla vecchia guardia fondamentalmente no, non è rimasto più nessuno. Mo sono rimasti io alla fine che faccio i video e poi dopo ci sta Vicenzo ovviamente che mi dà una mano, mi dà una mano, anzi fa le riprese, fa i montaggi, poi a po' di montaggi fa qualcun altro, anche diciamo qualcuno, vabbè, altri, vabbè, proprio i video, no? Alla fine le persone ci stanno, quelle che ci stanno un po' più spesso, quelle che ci stanno un po' meno, vabbè. Comunque, Andrella Lella, a Zovera prossima live fanno 100 live cadute, accatto un bello sossetto, patatine le bon e festeggiam in diretta, sì, in effetti 100ª live in realtà non credo che sarà speciale, non lo so, può essere pure ma è una capata, ma che cazzo già fa specialità, questi live di YouTube posso fare solamente a casa, ma più speciale che non so cosa fare. Vabbè, comunque, caga mio cazzo, ci sono sempre stato, è dalla 50ª che ho cambiato nome e da lì si ricordate me. Ah, ecco, questo è probabile, vabbè, io non so la tua vera identità e non ho mai premuto sul saperla, sul volerla sapere la tua identità, però mi fa piacere se ci sei stato in tutte le 100 puntate, significa veramente tanto per me, perché veramente per me è un onore sapere che tu ti sei subito, oppure io ti ho fatto compagnia, mettiamo
per 100 puntate, per me significa tanto, perché non so, muovo bene, non so, ti piace ascoltarmi, non lo so, non lo so, dico, comunque, Ivan Ibaz, non ci crederei, ma io ci sto minimo dalla 15ª puntata, ma la mamma di YouTube non mi faceva commentare, e io ti credo, perché poi la mamma di YouTube la conosciamo tutti, donna di facili costumi, e quindi ma pure a me che mi sta facendo grippare, mo figurati mo che si sta bloccando qua, vabbè, 29 spettatori, mi fa piacere, siamo saliti perché guarda all'inizio erano 18, noi eravamo 15 e stiamo dicendo "Guarda, ma è una miseria", proprio già questa live di YouTube sta quasi andando in fallimento, poi siamo pure 15 e noi veramente ci stava da piangere, però mi fa piacere che ci sia. Marco D'Agostino, buonasera Ceru, grande Marco, ti saluto pure a te. Black Horror, un nome che è anche lui molto fedelissimo, Black Horror 97, cioè dopo Caserta dove andrai? Ma hai messo, non ho capito, dopo Caserta, nel senso che credo, io a Caserta sono venuto, ma forse 2 o 3 mesi fa, che forse ti riferisci ai raduni, a queste cose qua. No, te posso dire che mo a Comic Con, penso che lo sapete, penso che parecchi di voi anche andranno lì, ci vedremo là, nel senso che io un Comic Con appunto è un'occasione per ci incontrare, per due risate, per ci conoscere, per chi ancora non ci siamo conosciuti dal vivo, quindi alla fine è un'occasione bella di incontrarci. Poi facetemi capire pure, anzi scrivete se venite, quando venite. Io dovrei, 100% vengo il sabato, a meno che non muore, vengo oppure pigliare freva, pigli qualcosa, non lo so, fanno fare la tratta di pallo, perché, vengo il sabato, però può essere molto probabilmente mi vengo a fare un giro anche negli altri giorni, tranne la domenica, la domenica non lo so, sta moglie a casa e preferisco riposarmi, pure lei, e quindi però sto leggendo sto cazzo di Vincenzo De Luci mi fa morire. Di tempo ne è passato, ma siamo ancora qua ed oggi come allora la diretta è questa qua. Un saluto dalla sorsetteria maestro. Lui, vabbè, Vincenzo De Lucia, per chi ci segue veramente, disse all'epoca 2 o 3 mesi fa, diciamo, c'è questa sua intenzione di aprirsi questa famosa sorsetteria che sarebbe appunto un'enoteca fatta soltanto con il vino, il famoso vino dell'MD che è il Sorsetto, che a me, oggi sono passati anni, forse 2 oramai, da quando ho scoperto questo nome di questo prodotto, Sorsetto, ma a me mi fa sempre ridere e io veramente se un giorno, non so, magari un giorno sto triste, ma già ricordai, pensasse a sto nome, Sorsetto, che a me mi fa troppo ridere questo nome, non so, a voi, ma a me, ma quando sento su Sorsetto mi rallegra una giornata. Vabbè. Comunque, Francis Miccio, ciao, mi vuoi salutare? Grande Francis, ti saluto. Di Gigio TV, io vengo di sabato, fammi sapere, stai che vengo a fare una fotografia con te. Sì, sì, no, io cercherò, io fa sapere questo guaglione, è grande. In realtà l'anno scorso, questo l'ho detto pure nella ultima diretta di Facebook, no? L'anno scorso io sapevo dove stavo, perché stavo a uno stand che era il numero 5, non mi ricordo così, sapevo al padiglione che pure era il numero 5, ecco, e vi dicevo tutti i giorni, voglio visto un padiglione 5 allo stand numero 5, ve lo dicevo tutti i giorni, lo scrivevo su Facebook, facevo dei video per dirvi che stavo là, e nonostante ciò, parecchie voi non sono state cazzo di incontrare e dicevano pure no, ma qua c'era ma rustico, ma che ci fai, veramente, papà, e tenete proprio la segatura in capo, cioè uno fino a un certo punto può spiegare una cosa, può dire, però voi siete proprio veramente proprio, non voi che state qua, però proprio in generale, cioè, stavolta avete proprio nera, perché io non so dove sto, in un punto fisso, non vi posso dire, guardate che sto là, perché noi c'è sto là, ma non è tu passo, cercheremo di trovare un punto di incontro, magari faccio una diretta alla Tind, che ne sai, voglio sto qua, non lo so cosa, come spari fuoco, faccio capire, non lo so, vedremo, poi comunque credo che con un po' di buona volontà penso che ci incontriamo, cioè, proprio, veramente voglio, per non vedermi al Comico l'anno scorso aveva a essere proprio una casa sfrantumata. Quest'anno sei un po' più giustificato perché non c'ho un punto fisso, però comunque
Allora, Vincenzo De Lucia, il sorsetto è un liquido multiuso, si ovut in coppa carbonell, s'appiccia pure la brace, sì, in effetti. Cioè, facciamo una bevuta in abbracciato con quattro perucce, ecco perché è un elisir magico. Mi piace molto questo, questa parola, tra l'altro, elisir magico. Mi piace molto queste due parole, perché veramente si passa da... cioè, sei passato da una parola come perucchio a una parola come elisir e questo mi piace a me per esempio mi piace usare la lingua diciamo, nel mio piccolo che io sono una casa caduta però mi piace usare una parola così e poi un'altra elisir che è un po' più ricercata è un po' una cosa che a me piace fare quindi poi mi piace vedere chi lo fa come me grande Vincenzo De Lucia comunque Ivan Ibez basta che facci magari Cocco e Padiglione così lo prenderemo come punto di riferimento questa è anche un'idea sì, questa è una buona idea. Sicuramente, vabbè, con la mia presenza, io penso che io sono a Casa Caruto e sono figlio di Roberto Carlino, penso che Paglione cadrà da solo, avrà delle crepe, quindi poi voi, bravo, una bella idea, riconoscerete, diciamo, il Paglione dalle crepe e saprete che io sto là. Vabbè, ma io poco a Facebook, cioè oggi giorno ci faccio, stiamo là, io scriverò, tras, mi metti vicino a Coca-Cola, qua giusto vicino Cess, per dire, no? E quindi ci vedremo là, non è che magari ci metto satellite là come si fa a posizione avremmo pochi comunque Peppe Balsamo grande Peppe Fabri sicuramente mi riconoscerai sì dal nome comunque alla fine hai visto oppure scusate no non l'ho visto ancora perché non me lo fa scaricare Peppe ho provato a scaricare questa cosa che mi ha mandato ma mi ricevono Steven Rui e loro su pazienza di cartone animato tipo Fravocatura veramente non sto scherzando con i cappelli dicevano try again, prova una volta, e ci sta buono. Ci ho provato due o tre volte, mi facevano un countdown di 30 secondi, no, smashed countdown, vabbè, un conto alla rovescia, su facciamo in inglese, pure in caso una casa caruta, questi termini anglofoni, mi pigliano e mi vanno in capo, a me capisci, comunque un conto alla rovescia di 30 secondi e poi non mi fa scaricare questa cosa, quindi, vabbè. Comunque Marco D'Agostino, Fabrizio, ma sei mai stato a San Paolo ad assistere a qualche partita del Napoli? Io teneva, veramente, non lo dico per vantarmi, ma io ho giocato abbonamento per anni allo stadio San Paolo, veramente per anni, ma non perché mi facevi, perché mi regalavo canata, e quindi venivo al San Paolo. Poi dopo crescendo sono diventato sempre più no, occasionale dello stadio, diciamo, nel senso che sono venuto sempre meno e mo sono veramente forse un par run che mi vengono stati è molto che non vengo allo stadio infatti non vedo l'ora guarda, forse mo ci riesco ad andare qualche volta perché magari mi manca un po' che l'atmosfera da stadio è bella io l'ho vissuto per anni però sempre fino ai 20-21 anni è così a Piccerino sono più stadio e poi dopo crescendo ci sono andato sempre più poco in realtà comunque DJ Joe TV facciamo lo stand Fabrizio Carlino sponsorizzato dall'MD, ma io lo vedo fosse bene, cioè non Fabrizio Carlino, però cioè, lo stand proprio l'MD sarebbe bello, però topistica l'MD, tanto ormai non stiamo facendo la diretta su Facebook, stiamo facendo un po' a YouTube, quindi stiamo solo noi. L'MD, cioè, non lo so, certe cose non le posso dire, perché... però veramente su casa Caruso, questo comunque si blocca un po'. Francis Miccio dice: Mi dispiace. Alessandro dell'Aquila lo saluto. Edoardo Marotta ce lo saluta. Vi saluto voglio, quando vi vedo. Vi saluto. No, sto andando un po' sopra a beccare qualche altro commento che forse. Ah, Salvio Liotti, grande. Buonasera da casa Carute. Salvio Liotti che sta in Germania. Lo dico sempre perché è vero e mi fa piacere che lui ci segue dalla Germania. Veramente una cosa onorevole. Crecca. Caga mio cazzo, la prossima live panettone spumante, ma tu me lo fai in mezzo a navi, mi vuoi ridurre al lastrico? So che costano solo 2 euro, ma non so se li vendono ancora, cioè il panettone non credo che le metti venda ancora il panettone in realtà. Comunque, Ivan Ibz, ci racconti qualche aneddoto, 2N, si scrive, inedito, tanto ne siamo 15, ma in realtà bisognerebbe che mi venga in mente qualche, ma così generico, ma da venire in argomento, no? Se no non mi viene nulla in mente così a freddo, no? Comunque Raffaele Damiano, c'è il risultato di Inter-Napoli, ha già messo i 5 euro, ma ogni tanto voglio, mi chiedete questi risultati delle partite, come se fosse abbonatemi Maurizio Mosca,
che faceva che faceva un gioco del pendolino là, ma non lo so, tra l'altro io non gioco mai le bollette perché mi rumava, che non li gioco, che mo ne pigliasse ne manca. Quelle poche volte che ho giocato non manca la pigliate. E quindi non ve li so dire. Ovviamente, che ti dico, che penso un Napoli, perché tifo un Napoli, quindi mi farebbe piacere. Posso mai dire che pareggio un Napoli, no. E quindi no. Vabbè, comunque, Gina Lungo, grande, buonasera e buonasera anche al mitico pigiama grigio topo. Sì, tra l'altro mi ero quasi dimenticato che comunque tengo un pigiama wall, il pigiama grigio topo glorioso, che veramente credo che si sia fatto tutte le 100 live, tu dici, faccio a quanto tempo dire? No, mi tenga una vita, su pigiama mi tenga una vita, poi l'ho usato negli ultimi forse 2 anni. Infatti, vabbè, fa schifo perché per carità, fa schifo, non è che... però a me mi dispiace uità. Nonostante mia moglie mi regalò un pigiama ultimamente, mi ricordo, però io certo no, mi dice valla a cagnare perché, ma perché mai ci mette una dice su comodo, ma sarà tutto, no, zuzzuso no perché wow, però diciamo sarà tutto zuzzuso in senso, capite, diciamo, vecchio per carità, ma me ne fotta, mi pare che, cioè, diceva, dai, a c'è nessuno, ma rido lui, ma cazzo non foto, mica c'è scimmie, sai, ma pure si fu, ma come fu, quindi, ma poi guarda, di cazzo, ciao, io ne sto già, vabbè, comunque, Marco D'Agostino, Fabri, parlaci delle tue avventure a scuola, voglio, ma a scuola, io, sai perché io mi sono divertito a scuola, per carità, mi sono stato bene, sono stato anni poi, sono stato forse più della metà, sì, metà della mia vita sono stato a scuola, però per quanto mi sia divertito, quando si parla di scuola, ma è una cosa perché a me a scuola mi è mai piaciuto, ha sempre avuto un'avversità verso la scuola. Comunque, Roberto Dalò, ciao, ce lo volevo sapere, ma quanto guadagni con YouTube? Cioè, si guadagna bene? Allora, con YouTube si guadagna, ma questa è una cosa che ho detto anche spesso nelle dirette. Si guadagna con YouTube, non si guadagna bene, per carità, non si guadagna. Io non ci guadagno quasi più, nel senso che posso guadagnare con YouTube, io non li faccio più i video su YouTube, nel senso che a me quando vedete i miei video io metto un po' a Facebook perché su YouTube guadagnavo poco alla fine, così poco che non ne valeva la pena dello sforzo che facevo. Molto manco a Facebook un guadagno, manco cazzo, è vero, però sono più contento che un video lo metto su Facebook che su YouTube che tra 4 e poi la visibilità è minore. Allora tu dici, ma non può dire tanto su un coppa a Facebook, YouTube, cioè, è una decisione che ho preso poi negli anni, ho detto, no, vabbè, mi metto un coppa a Facebook, questo cazzo di YouTube, almeno io non lo so fare, non lo so. Poi c'è sta gente che guadagna con YouTube, ma YouTube è una cosa che oggigiorno, da un paio di anni, da 3 anni forse a questa parte, è una piattaforma che è più favorevole per chi fa i videogiochi oppure chi fa i video con, diciamo, come dire, a cadenza giornaliera, nel senso che fai i video tutti i giorni, perché se tu fai i video tutti i giorni, allora io magari seguo una persona che so che fa i video tutti i giorni, io la seguo, allora sai, ma io che faccio i video una volta ogni morte di papa, cazzo faccio a fare e metto coppa su YouTube, la gente non mi segue, capito? Perché diciamo, ma questo video fa una volta ogni 20 anni, cazzo, non va nemmeno a vedere il mio canale, no? E quindi a me non conviene personalmente YouTube, però su YouTube si guadagna se fai tanti video e se poi ti seguono le persone, questa è la cosa, ma io personalmente ci guadagno manco cazzo. Gina Lungo, per la 100ª puntata vogliamo qualcosa di speciale, dai, lancia un appello che ognuno di noi ti dà un'idea, ma ben volentieri, voglio, ma sinceramente non hai idea che posso fare, sì, ma accetto suggerimenti veramente a braccia aperte, voglio sulla 100ª puntata, io non lo so. Allora, per me, a parte il fatto che la live di YouTube è diventata un po', diciamo così, no? Una live, diciamo, quasi, come dire, non voglio dire cose, una live che io, poi la sto facendo, poi no, ci ha avuto una su cazzo di ma come gestisci facci i miei muschini, no? Voglio, che io non lo so, esce proprio un periodo che a casa mia, non lo so, e si facciamo i muschini scostumati, che ti vanno a finire, o se ti cammini, ti volano vicino all'occhio, ti camminano, ti volano vicino agli occhi così, oppure poi ti volano tipo vicino al naso, che ti trasmettono un mocco, ma io non so, c'è una maleducazione questi muschini proprio assurdi, veramente un'invasione, ma
cioè, non lo so, proprio veramente, ma come giovedì, ci facciamo i muschini come ogni muschino, a poco vanno a finire in bocca. Vabbè, detto questo, stai dicendo, ma scusa, scusate, stai dicendo, ci facciamo i muschini, mi hanno distratto. Vabbè, comunque, no, su rete perché, allora, come è brutto su mouse a me, su computer, 3 ore per tornare a rete, no? Cioè, i cristiani tornano a rete, invece per esempio ha già sempre a per tornare a rete. Vabbè, comunque Peppe e basta, cioè, tutti vogliono qualcosa di speciale per la scienza puntata, secondo me che la cosa fosse proprio l'idea, no? Perché cioè, che è la cosa che hai fatto tu, è un'altra cosa, che non c'entra nulla. Andrea e Lale, la stagione aspetta un pigiama estivo in sostituzione a questo, no? Vabbè, come si dice, in estate io non tengo proprio pigiama, per esempio, in estate, vabbè, a parte che fa caldo, cioè, a casa mi si schiatta, quindi sì, mi metto pigiama solo roba che amo tanto, no? In effetti. Però poi mi metto una magliettella, un culo, una cosa così, non è che un pantaloncino. Non ho mai avuto un pigiama ufficiale in estate, sono sincero, poi anche, penso anche voi, no? Non so, in estate pare che invece in inverno sei uno più freddo, che la cosa non so, che la cosa che uno sei sono un po' più lanifizzare, lanicizzare, no? Smetti così per vabbè, comunque, Vincenzo De Lucia, oggi ho sentito una canzone di Mimmo Dani dedicata ai guai, ma perché sponsorizzano CCS e non la tua canzone di Gonzalo Cole? E voglio, questo è un mistero, i voto fanno pure sfastidio, cioè nel senso, a me mi passa anche un cazzo, però, no perché la Giovatti che la canzone dice, vabbè, cazzo, l'hai fatta tu quella canzone, ma oggi ne parlavo, magari a farla apposta con Vincenzo, no? Un magnimino, no? E dicevo, però, no, però che io quando feci questa canzone di Gonzalo Cole, no? È perché vedi che diciamo che sta moda di fare canzoni, un coppia di calciatori, no? Ci fu questa moda. Io non è che lo feci per moda, però mi volevo misurare con questi qua, perché dicevo che i bot sono così, i bot mi hanno un po' questa cosa d'orgoglio, no? Voglio buchinare, no? Allora, città, ma a me mi piacevano queste canzoni, non voglio fare nome perché non voglio essere polemica, però non mi piacevano queste canzoni che facevano sui calciatori del Napoli, perché le vedevo molto occasionali, nel senso che le facevano a parte per moda, ma poi facevano perché con le canzoni del momento. Allora, sai, no, invece ci viene una canzone di 50 anni fa che Go Chani Go, Go, Go Chani Go, Chani Good, una cosa che no? Johnny Good, una cosa che la canzone che ha dei 50 anni, però c'ha un ritmo pazzesco. Allora mi piaceva questa cosa, facevo arrivare bello Gonzalo, Gonzalo Higuain, cioè, mi piaceva questo ritmo, sai che guagliù, è che da Turchia. No, per cocco, però cioè, c'è di canzoni un po' Napoli, non si vanno a sentire. Allora, vi facete una cosa rock, perché se a me piace il rock, ecco. Secondo me, veramente è una delle canzoni più belle, cioè, ma guarda, può dire, io non sono sempre molto critico, pure su di me, no? Però questa canzone mi piaceva molto. Però, guarda, a voi che te ne visualizzazione con paio di proprio fortuna, però non è mai stata esci qualcuno ha visto, ma ultimamente cioè, avevo fatto tiki-taka, scelta tiki-taka e vabbè, e fu una soddisfazione veramente bella per me, a roba 3 anni che era fatta questa canzone, però poi non ho avuto mai soddisfazioni dal mondo di questi qua. Vabbè, come passa anche cazzo, ma che tenga, vabbè, comunque, Gianni Cagliazzo, per la 100ª puntata di Ammaffica opportuno ai dipendenti di un MD a caso, a cui si può parlare. Poi, non so, questa violenza. Roberto Di Gennaro, c'ero di fare pubblicità. Ma pubblicità in tutto cuore. Io penso che ma da capire, perché sennò cose dico veramente dico a cuore aperto. Io ho i video delle pubblicità. È stato un bel periodo, è stato un periodo dove io l'ho fatto, mi sono divertito in primis, mi ricordo che mi arriva la televisione e veramente io cercando pubblicità per farle, per fare video. È stato un periodo dove veramente mi sono divertito e ho fatto tanti video sulla pubblicità. Qualche volta, anche ultimamente, ho riprovato a fare qualche altro video di pubblicità e l'ha già fatto, ma non ci trovo più quello sfizio. Questo ciò non toglie che io posso fare ancora qualche video, qualche pubblicità, perché se viene qualche pubblicità che mi ispira a sfotterla e cose va, io la faccio, io non chiudo mai, non dico mai no, basta, stop, no, non chiudo mai le porte di niente, però
non ne posso fare come facevo prima, questo è poco ma è sicuro. Nonostante mi sono divertito e vedo che pure voi vi divertivate con quei video, io sono sempre stato un po' così. Siamo conosciuti a me, ma avete seguito, sono sempre stata una persona che ha sempre cercato di cambiare metodi e modi di fare i video, perché io sono fatta così, mi piace cagnare, io se non mi trovo, boh, ma se andare a street, se sono a fare solo una tipologia video e dico, ma sento proprio chiuso e non mi piace. Questa è la cosa che voglio dire. Vabbè. Matti Brooks, dicevo, ti piace che la foto vicina a Conant, molto bella, di Matti Brooks che mi manda una foto con il dito abbassato della Conad, ma facete pure un po' di diretti in Facebook. Vabbè. Greca, Buccitil, Francesco Veneruso, grandissimo Buccitil, voterà sì sempre e comunque, grandissimo Buccitillo che voterà, non lo so se va a votare domenica a questa cosa delle trivelle qua. Francesco Veneruso, no, che se ne commenta, la live di YouTube vince su tutto, approva anche Buccitillo, questo volevi dire, vota sì alle live di YouTube, no, ma sono belle le live di YouTube, sono a me mi sento, ne siamo più pochi, ma mi sento più anche un po' più calmo, più tranquillo. Non che io non sia calmo nelle dirette di Facebook, però c'è una pressione un tantino maggiore, perché coppie di dirette di Facebook tiene a 500 persone, e allora quel numero là sotto un po' ti fa diciamo, non ci pensi più perché tu non ci pensi più mentre stai a però sai, un po' ti tiene un po' a così, diciamo, no? Vabbè, comunque Crecca, no, leggevo un commento di Crecca, mannaggia, morto che non so la rete, voglio. Allora, non so la rete, poi va con freddo, che vuole strage come. Vabbè. O quando è la Lella, Gaxi, ma perché non te lo vai a fare? Chi è Gaxi? Non ci capisco che sta scenaris. Ti auguro che mentre stai passando vicino a un MD ti crolli addosso, mi dispiace sull'MD. No, ma non capisco questa diatriba fra te e questo Galaxy che Napoli che ci ma no, ma non a che scrivono queste cose, non diamo adito perché lo scrivono per farsi, come dire, per stare al centro dell'attenzione, secondo me, per come vedi, quindi non ci vedo proprio nulla nulla da prendersela, no? Vabbè, comunque, Sonny Crockett, ti adoro, le live di YouTube non vanno abolite, no, ma io non le voglio abolire, no, in realtà io diciamo che diciamo che non le ho abolite, sicuramente le ho diminuite, non le riesco a fare tutte le settimane, perché capita, comunque non è facile, manca a fare 2 live a settimana, nel senso che non è che non è facile, io potessi fare una live un giorno, per quando mi riguarda, perché poi prima da l'ultima cosa, una cosa tengo che potessi parlare a fine di mano e mattino, non tengo niente da avrei, proprio cioè, uno ne tengo, non tengo niente, però una chiacchieramma e una parlantina, a me non mi ferma nessuno. Però a volte capita che cazzo, nada, fanno fatta, cioè non trovo il tempo di farla. Però la mia idea è quella di fare la live su Facebook il lunedì, martedì, e poi nata live in coppa YouTube il giovedì, forse, diciamo sì, più che altro, il venerdì pure, non lo so. Vabbè, questa è la mia idea, diciamo, teoricamente. Poi a volte magari non riesco a farne due, riesco a fare solo quella la coppa a Facebook, però non voglio abolire le live su YouTube perché mi piacciono fondamentalmente. Comunque siamo veramente un po' più intimi, siamo un po' più, riesco a leggere più commenti della stessa persona e a me non mi dispiace. Vabbè. Ivan, alla centesima live fa l'esperimento con le Mentos dell'MD, mi fate un'idea però, non saccio nome è casato Cola sarà il primo a fare questo test in anteprima mondiale lo faccio un in aria. No, oggi pensare una cosa, mi è venuta idea, una cosa che avrei voluto fare anche prima, però voglio magari dicere sì e poi la da fa, perché sennò vorrei fare una live speciale come magari vi posso invitare nella diretta a ognuno di voi, cioè forse non tutti, ma forse anche sì, lo posso invitare e magari stiamo 5 minuti con ognuno, no? Nel senso che state in diretta con me, magari una domanda o posso fare scrivere, me la fate così in diretta, che secondo me è bella, secondo me è una bella cosa, capite? Io vi mando l'invito sì, vi invito proprio a fare, vabbè, comunque vi cerco di invitarvi e dopodiché ognuno di voi sta per 2, 3, 5 minuti in diretta con me
e basta, che stai? Secondo me che cazzo, che ci facciamo? A me lo vedo pure, sacci chi siete, una volta, cazzo, voi a me mi vedete sempre, io a voi non mi vedo mai, e vi conosco dal punto di vista della voce, della vista, questa è la mia idea, se potesse fare, poi vedete voi. Vincenzo e Lucia, la live di YouTube è per la gente che veramente ti vuole bene e sparagna. Dove stavano chi di scemi Facebook quando combattevamo contro la Marcuzzi e quando ti metteva il parrucco con Biette Polosino? No, in realtà noi siamo comunque come dite, si dice nello scorso, come si dice? Il pugno, no, ci faccio un po' ma sto diventando vecchio, vero? Ma vengono più i termini, ma già sono anni che a me mi vengono più i termini, ma questo è un problema di calcio. eh, lo zoccolo duro, che siamo lo zoccolo duro, capite? Nel senso, noi siamo proprio la fondamenta, le basi, i pilastri di questa casa caduta che siamo. Quindi, per carità, perché noi abbiamo veramente combattuto battaglie le quali non si dimenticheranno, però dobbiamo sempre e comunque non snobbare il futuro, cioè o il presente, che sono le dirette di Facebook, o vuoi o non vuoi, comunque sono una cosa nuova che bisogna fare, per carità. Comunque, Gianni Caiazzo, se io ti seguo dai tempi della canzone è Sciso Mostro, è scritto Sciso Mostro, però non ho mai visto una tua live, anzi non ho mai visto una live in generale, di solito quanti spettatori fai per curiosità. No, su YouTube siamo pochi, in realtà siamo sempre massimo una cinquantina, a volte siamo stati pure 500, ma soltanto in grandi occasioni, ma mediamente siamo sempre stati 50, 60, 30, 40, 70. Sì, questi siamo nelle dirette di YouTube. Quelle di Facebook invece a volte siamo stati pure 1000, i voto 500, i voto 400, i voto 600, i voto 800. Sono molto differenti le due dirette. Questa qua è una diretta che comunque alla fine va... ci sono meno persone perché purtroppo Facebook è così. Se Facebook tu fai un video su Facebook te lo vedono più persone. Se io metto in coppa a YouTube e poi metti il link su Facebook te ne cazzim che non ti fa fare la visibilità che invece faresti caricando un video direttamente su Facebook. Questi sono sui cazzamati di Facebook. Vabbè, no. Comunque, Davide Damiano, Fabrizio, se saresti il proprietario, se fossi il proprietario dell'MD, come ti sentiresti? Mamma se mi sentissero pazzotto. Antonio Cannavale, voi sai, tu hai usato tazzacato questo MD. Ma è la nostra fede. Antonio Cannavale forse non ha capito che qua c'è come un dio l'MD, non è che sta ammazzicando. Come tu magari sei cattolico, noi siamo MDiani. Vabbè, comunque in Cesare Luce si dice zoccolo duro, sì, a 3 ore mi è venuto. Devi mangiare più banane, Cichito dell'MD ti serve il fosforo. Sì, infatti prima ho detto calcio, ma invece la memoria si alimenta con il fosforo. Tra l'altro oggi mi ho mangiato due banane, se non mi sbaglio, due banane frashed, e poi tra l'altro ho scoperto che i banane frashed, che sono all'apparenza, ma anche dentro, sono fragide, questa è una cosa che ho letto in coppa internet, non so se è una fanno più bene rispetto alle banane, quelle là, tutte precise, pulite, perché ti coltiva una cosa che ti fanno buono per il cancro, quelli che antitumorali, una cosa a geletta coppa un cazzo, non lo so, comunque qui lo dico e qui lo nego, non so se è vero, che tanto stronzate dici, ne scrivono pure, quindi. Vabbè. Gianni Caiazzo, vabbè, questa sera hai fatto meno spettatori perché ne hai guadagnato uno nuovo. Io sono molto contento di questo, ma noi stiamo sempre a cavo. Io dico alla fine, Homo Facebook o YouTube, comunque le dirette a me sono parte integrante, se non ora sto facendo solo dirette, perché a me questo modo di parlare e di comunicare, di fare video, diciamo, che sono le dirette, a me è proprio quello che io preferisco, proprio per carità, sempre video, i sketch, tu e parodie, li farò sempre, perché, però a diretta a me, a me piace passare, è una cosa che mi piace fare, perché è molto così, naturale, così. Non tengo bisogno di niente, nel senso che basta premere un bottone, ci colleghiamo, sacci che è stato buio, parliamo,
commentate, quindi a me è proprio il mio habitat naturale, se così si può dire, le dirette. Comunque, Vincenzo e Lucia, se non sei come noi, sparagnare tu non puoi. Antonio Cannavale, credimi il tuo animo da peccatore, redimi, scusa, il tuo animo da peccatore conadiano. Sì, non so se probabilmente andrà al Conad Antonio, faccelo sapere, tanto comunque noi ti convertiamo, senza problemi, ti convertiamo. Maria Giovanna Russo, c'era da quanto tempo? Grande Maria Giovanna, io da quanto tempo? Sì, è un po' che non ci vedevamo su YouTube non ci vedevamo da un po' in realtà, ma siamo tornati, ogni tanto siamo anche qui su YouTube a fare le nostre dirette private, diciamo così, queste qua un po' più intime. Allora, Davide Daniele, che dice, c'era un mio vero, in un sistema LMD per vendere i banana fracet. Questo fatto che, probabile, probabile che sotto mentite spoglie loro abbiano detto che le banane fracite servono ad essere degli antitumorali e invece è nascosto per vendere i banane fracide. Questa è una bella osservazione che ha fatto Davide Damiano, che potrebbe trovare, diciamo, veridicità, poi non lo so perché oramai non sai più a chi credere, nel senso che uno dice, ma tu vai a bring a internet, c'è la verità, vai a vedere la verità, ma chi dai, c'è chi lo giorno non sanno che noi andiamo a bring a internet, quindi e se avessero, diciamo, come dire, si iscrivono e parlo per un po' a internet, questo voglio dire, allora su cazzo, oggi veramente sembra, diciamo, è un po' cioè in effetti cioè, le informazioni sono più facili da raggiungere, ma chi ci dice che queste informazioni sono poi alla fine vere? Non lo so, voglio che faccio queste domande, non lo so, però sono domande che mi pongo a volte, comunque non è che voglio bucchinare, però potrebbe essere. Antonella Lella, c'è lo spiega differenza tra il latte Malga Paradise e un latte Pellissier, tu che sei l'emmediologo numero uno. Questa è una domanda abbastanza tecnica non sai che mi cogli un po' impreparato su questa, perché ma pare che già me l'hai fatta questa domanda, non mi suona nuova, però latte per sì, latte Malga Paradise, questa è una domanda molto tecnica e non lo so, forse uno sarà i MOOC, i MOOC, i Packer, non lo so, per la verità devo vedere quale, perché è strano che l'MD infatti ha queste due marche di latte che tra l'altro pure i supermercati forse hanno più marche di latte, però l'MD questi due marche di latte Elixir, Renate e Malga Pares, ma non lo so, mi informerò, andrò a vedere e ti farò sapere, tornerò, studierò e verrò preparato a questa interrogazione. Vincenzo De Lucia, ma il pigiama di giorno dopo è della Carel. Mia madre mi ha accattato uno tale e quale e mi sono sentito un bucchinare, ma in effetti uno e bot si sente pure bucchinare anche col pigiama, non è che l'abito fa il monaco e uno si può sentire bucchinare pure a nudo, voglio dire. No, ma non lo so se è della Carel, perché secondo me l'etichetta è talmente vecchia, diciamo che l'etichetta si sarà bruciata, si sarà deteriorata, retirina, con tutti i rattatirini che mi ha fatto, no? Si sarà veramente bruciato, quindi Maria Giovanna Russo, e stiamo già a 99 puntate, che ha in serbo per la centesima. Per la centesima ho in serbo quella cosa che ho detto, però ho visto proprio un silenzio da parte vostra, nessun hate, ok, una bella idea, no, nessun hate, niente. Io avevo questa idea di invitarvi ad uno per 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti nella diretta. Io basta che vi mando il link e voi vi collegate e parliamo, posti commentare mi fate la vostra domanda, parliamo, non so che mi potete dire. Ecco, io questo proporrei per la 100ª live. Mi piacerebbe fare questa cosa qua, però non ho visto reazioni da parte vostra perché non lo so, forse siete timidi, forse non mettete scuola, forse non ve ne fottono, non lo so. A me questo mi piacerebbe fare. Però se avete altre idee migliori, ma stiamo qua per valutarle. Allora, Gina Lungo, per la 100ª puntata ci prepara in diretta una ricetta con i prodotti LMT e abbiamo fatto la prova del cuoco che poi però oggi c'è la verità, ho sapito ogni volta parasse un soldo, no? La butto lì, va, a volte proprio qua perché veramente ma a volte mi piace parlare delle idee. Se io pensavo, no? E poi mi capita che mi metto la prova del cuoco, non è che me lo vedo, mi capita di passare innanzi alla televisione c'è questa prova del cuoco. E dico, però, mannaggia, sai che io per esempio non so cucinare, non so proprio cucinare, e a volte mi sfiora l'idea di
imparare a cucinare, però proprio un po' caschi, poi una cazzonata, o tempo non ci sta, e quindi allo stai pensando, però non so bello a fare tipo una specie di trasmissione culinaria, no? Per esempio, mi immagino, no? Ma la dico qui, giusto tipo che mo stavo su due fili dirette, no? Allora magari cosa, ci faccio in diretta e dico voglio invitatemi a casa vostra, imparate a cucinare, no? E voi mi imparate a cucinare ogni giorno in diretta, io mi imparo a diciamo, questo è proprio veramente, non dico per venire a mangiare a casa vostra, cioè, ancora, fortunatamente ancora posso mangiare, non è che mi manca, l'ultima cosa che mi manca è proprio la spesa, però ti devi fare una cosa tipo, capito, a così, tipo una prova del cuore, nel senso, ma da imparare a cucinare, non dico ogni giorno, una volta alla settimana, venga a casa di qualcuno di voi, e facilmente in diretta mi imparate, mi insegnate a cucinare una cosa. Quindi io, a Nan, mi ha imparato a cucinare, non dico tutto, però mi ha imparato a cucinare parecchie cose, ma la butto lì, delle idee che a volte mi vengono di fare delle dirette un po' più così. Vabbè, ho buttato là. Sono d'accordo con la tua idea del Sonic Rocket, sono d'accordo con la tua idea della centesima live. Allora facciamo così. Alla centesima live io provo a invitarvi e vi mando il link veramente. Ogni tanto mi scordo come si fa questa, però poi mi preparerò, vi manderò questo link e voi basterà che premete e vi collegate alla diretta. E quindi una volta che vi collegate ci stanno i 3 minuti e poi io c'è stato buono, chiudiamo e poi invito un altro, e cosa ci si 10, 15, no, facciamo una diretta in maniera un po' con voi, una diretta con voi, voglio, cioè questo, io la vedo una cosa più romantica che si possa fare per la centesima direzione, è una bella storia. Bomberascio, Fabri, voglio essere l'ospite d'onore per la tua centesima diretta, ma lo puoi essere con questa formula, perché anche tu sarai uno di questi qua che trascinda facci vedere, questo dice Antonella Lella, e tu quando vai a casa Rosi invitate porti una bella cascetta di sorsette? È ovvio, io porto il vino ovviamente porto il vino, come anche si usa fare normalmente quando vai a mangiare a casa di qualcuno, ovviamente porterò il sorsetto e poi i vari possono essere sia su due tipi, o bianco o rosso, non è che ci sia. Comunque, Vincenzo Lucia, l'idea della live condivisa è ottima, ma voglio all'Icmo Bassone o Bucciatello come primo ospite. Bucciatello non può esserci perché Bucciatello noi lo nominiamo in questa diretta, ma non esiste, cioè no, voglio dire, esiste Bucciatello, ma non è che segue la diretta, è una leggenda che si è insinuata nelle ultime dirette, quindi però personalmente non è che segue le dirette, voglio dire. All'Icmo Bassone potrebbe esserci, però anche se non lo vedo collegato, qui non c'è all'Icmo Bassone. Quindi fondamentalmente non c'è sta, ecco, questo voglio dire. Sì, ma con grande onore all'Icmo, sì, vabbè, svelare all'Icmo Bastone, cioè potrebbe essere da solo diciamo, la centesima puntata come si dice, della centesima puntata potrebbe essere soltanto questa, diciamo. Però sì, ci sta con grande onore. Vabbè. Comunque, Grecca, Maria Giovanna Russo, comunque la foto 6 vigili che parcheggiano nelle strisce gialle è di Acera, dove abiti, facciamo di tutto per come all'MD, sì è vero, è una foto che ho messo, che mi hanno mandato, che già stava su internet, ecco, di questi vigili che parcheggiano sul divieto di sosta riservato alle persone disabili, proprio fuori all'MD, c'è una foto che manca se Auri fa post, è uscita questa foto che è veramente una cosa assurda, vabbè, sì lo so che è Acerra perché proprio me l'hanno scritto sotto nei commenti e quindi lo so. Davide Damiano, Dindimene, l'acqua frizzante della MD, dell'MD, no della è maschio l'MD, è una bomba atomica che tu consumi lo stomaco quando la bevi. Sì, in effetti è vero, tende che la frizza, infatti a me non mi piace, perché tende che la cosa frizzantina che tu mamma mia, pare che la mette moccane, ma manca l'aspirina, tende proprio un metana, cioè non so cosa ci abbia di, no, veramente non si può bere. Davide Daniele, acqua fonte, Valle Reale, sì, appunto, pasta reale, pelata di pomodori, gustato, olio fra olivo, io e tutte cose che chiamano una pizza. Eh sì, ma no, non sono male questi. Tranne l'acqua, fondamentalmente, di quelli che hai detto,
non so proprio malamente, dice, ma forse il Pumarol, mi ricordo, vabbè, comunque. Antonio Iaccarino per la 100ª live, vogliamo Carlino, ma non chiedete l'impossibile. Vincenzo Lucia, se vi serve una bottiglia di vino per una cena di gala o una sera romantica, contattatemi su Facebook. La sorsetteria non ha ancora una sede fissa, ma almeno inizio con la vendita porta a porta. Eh sì, si potrebbe fare su Amazon, potresti iniziare a vendere online i tuoi sorsetti in questa sorsetteria digitale, diciamo per ora potresti farla, perché poi mi rendo conto che aprire un negozio, un'attività oggi è una cosa abbastanza lucrosa. Allora, Bombera Show, Fabio, per la 100ª puntata, che ne diresti fare una live tra gli scaffali e l'MT? Ma sì, sarebbe molto bello, io la farei pure, però da sapere che su YouTube la live sa da fare solo a casa, ma pure un po' a Facebook, tra l'altro, che poi il suo computer qua, no? Magari si potessero fare live su YouTube sul cellulare, capite? Non si può fare. Questa è un'altra grande pecca di YouTube che purtroppo ha da solo morire, perché purtroppo Facebook sta là su sta magnan e lui purtroppo, nonostante sia YouTube e sia stato un genio, uno che si è inventato la condivisione dei video, ecco, te una capa tarat e non ha fatto le live sui cellulari, che era una cosa che poteva essere bellissima, e invece s'ha fatta fa perché l'ha fatto YouTube prima risse, proprio cose, è inutile parlare di queste cose che non si spiegano. Comunque, a noi la Lela c'è una volta che di fare il foto di Palum all'MD si tiene ancora, sì è vero, spero di averla ancora, perché mia mamma è su compagnero mio, che poi abita qua nel mio palazzo, che mi riceve sempre su faccio, io c'ero da c'era una foto di Palum all'MD e istraremo che ci sta, e io pensavo a 6 anni, invece io mamma ne proprio sta foto di due palumbi, ma avrei come sono sfazioso, no? Che proprio in mezzo agli scaffali dell'MD, come se loro capissi stanno facendo una spesa proprio nell'MD di palumbo, è una cosa veramente bella, poi fa ridere, però poi c'è anche questa romanticità di fondo, no? Di questi due palumbi che vanno a fare la spesa all'MD. Stupendo, proprio perché l'MD ha un abiti, no? È un capannone che evidentemente è abbastanza vecchio, evidentemente bucato da qualche parte, allora si palumba come se uno vive nella tinta o pigli le belle bolle vanno a fare a spesa all'MD entrano là dentro. Vabbè. Comunque, Gianni Caiazzo, come c'è Roma su Facebook si fanno le dirette? Sì, lo so che si fanno le dirette, io dicevo su YouTube, le dirette su YouTube si fanno solo sul computer e non sul cellulare, capito? A differenza di Facebook che le dirette si fanno solo sul cellulare, capito? Quindi tu col cellulare magari puoi fare una diretta anche fuori dalla tua casa, ma con computer non è che te ne puoi con computer per poi dall'MD a fare la diretta, capito? Poi, quindi questo era la problematica, ovviamente. Ma, comunque, ragazzi, sono le 22:26 e fra 5 minuti chiudiamo. Lo voglio dire proprio perché per chi non lo sapesse, solitamente la diretta la facciamo di un'ora, anche se io starei anche qui a parlare delle ore, ma non ho mangiato, quindi non ho ancora mangiato, e quindi fra poco già so che mi verrà che la cosa di fam e quindi devo andare a mangiare. Perché non ho mangiato? Non ho mangiato perché top sto diventando porco, io mangio a orari sconclusionati, proprio fuori dagli schemi, no? E quindi io non ho un mangiare. Aspettate un attimo, Facebook. No. Ho mangiato. No, ci ho mangiato orario, ho mangiato. Però che è successo? Di pomeriggio siamo scesi, ci abbiamo bevuto un caffè verso le 6:30. E bella e buona, abbiamo visto una graffa in un bar che ha cioccolata in, che mi fa, mangiamo 5 minuti però, vabbè. Comunque 6:30 ci hanno diviso una graffa a cioccolata che si è rimasta proprio in opposto, ma era buona, perché però sai come siamo buffate e quindi alle 6:30 ti mangi una graffa che ha cioccolato e all'8:30 in 9 non hai fame. Ma comincia la diretta e cose vai, quindi ma non è che io abbia tanta fame ancora, però mi sta cominciando a venire che la cosa. Vabbè. Comunque, detto questo, Vincenzo Luci ha chiuso, sì, si può fare la live dell'M per D Watch, c'è lo smartwatch dell'MD, dovresti scoprire per il bene dell'umanità. No, no, sicuro non si può fare, lo posso garantire. Io ho scoperto che c'è solo un telefono che mi pare sia l'Xperia, come si dice, XP, XP, una cosa che 5, 4, è l'unico telefono che ti permette di fare le live su YouTube, solo con quel telefono là. E poi ho scoperto che c'è stata una telecamerina, tipo GoPro, che ti fa fare la diretta su YouTube, diciamo. Lo fanno squillo un po' a Facebook.
Quindi questo è questa è la cosa che si può fare. Ma poi dopodiché YouTube e dirette si possono fare su un coppo computer, questa è una cosa molto negativa. Alla fine qui sono bello perché non mi fanno pensare che sta suonando cose invece no. Vabbè, comunque dicevamo, continuiamo. Quando vai al comico Antonio Iaccarino, non hai seguito la diretta, io vado al comico e poi ci un po' a Facebook, ma veramente in una casa caruta, vado il sabato e probabilmente anche gli altri giorni, ma tranne la domenica sicuramente. Allora, ha già studiato Facebook perché vabbè, tanto fra poco spengo proprio la diretta. Buonasera, Pavilion PB, buonasera, grande Pavilion, ti saluto. Davide Daniele, cioè, ma ci sta l'app dell'MD? No, esiste l'app dell'MD, non, paradossalmente non ce l'ho scaricata, però esiste. C'è sta veramente l'app dell'MD, avremo, non so dove si scarica, Coppa Play Coso, la Play Store, non so, c'è scarica, comunque c'è sta. Crecca. Sonny Crockett, i palumbi dell'MD di pianura stanno tutti nel vicoletto, sì è vero, poi c'è stato questo vicoletto proprio vicino all'MD dove proprio regnano i palumbi, cioè se ne chiama vicoletto di palumbi, non so se l'hanno mai, penso di sì, l'hanno pensata già questa cosa, proprio perché il vicoletto non era proprio un nome specifico, almeno sulla carta, poi magari c'è un nome che io non conosco, però stanno sempre i palumbi, infatti quando cammini da Chiuvico, ti assacco quando cagano in capo, cioè è una cosa proprio, è un vicolo della paura, che tu cammini proprio così si potrebbe chiamare, vicolo, che tu cammini con quella paura e dici ma che stiamo cagando in capo, c'è quel timore di essere cagato in capo un palumbo che non è bello. Comunque, mica sì, guarda, la prima volta che ti becco in live, veramente su 2 anni e mezzo che faccio il live, veramente mi fa piacere ovviamente che mi hai beccato nel finale in realtà, perché stiamo veramente per concludere questa 99esima diretta, quindi però comunque meglio tardi che mai, casomai ti vedi la 100esima che stiamo appunto elaborando, abbiamo già elaborato un po' durante questa puntata, comunque col vostro consenso io vorrei fare in questa maniera, quindi la prossima diretta la facciamo così, poi chi vuole intervenire che io lo invito, gli mando l'invito in diretta, a me mi fa piacere, almeno vedo com'è, ci conosciamo, ero in diretta, vediamo un attimo, vedo, vi sento, e per me sarà anche una soddisfazione. Vai. Comunque, Greca, cagami qua, lei si è fatto un po' delle soldi grazie a Cerrone, ma io non lo so effettivamente se poi volesse la curiosità di capire se veramente, no, boh, sicuramente non si è fatto chissà quanto, però qualcosa secondo me sì, perché con Cruni e Vui secondo me veramente posso accattare roba LMD per fare la fotografia per mandarmela magari, non so, mi piace pensare questa cosa, però vabbè, comunque purtroppo a me non sono chiusi questi soldi, questo è poco ma sicuro. Vabbè, comunque Vincenzo Lucia, ma si chiama pianura o chianura? Ho questo dubbio esistenziale da quando non fariseo per strada disteso un chianura. No, in effetti c'è un po' una specie di sfottò, diciamo, perché quando tu dici, io abito a pianura, qualcuno dice, sì, chianura, chianure, perché forse, no, forse, mi pare che è così. Cioè, tipo, proprio i pianuresi, proprio, allora, tu hai capito una cosa, chiudo con questa storia, a Pianura era un paese, ma lo è ancora, però poi con il boom diciamo dell'abusivismo e robe varie è diventata non dico una città, però comunque facciamo tipo 100.000 abitanti, cioè prima era un paesino piccolino, poi per buona infatti ci facciamo di palazzo abusivo, tra l'altro dove abito anche io, che poi si sono stati condonati e robe, allora hanno fatto questi palazzi e Pianura è diventata, cioè venivano ad abitare come i miei genitori persone forrotte, persone Roriotrà, persone da tutta Napoli venivano a abitare qua perché c'era queste case abusive appunto, che le vendevano a poco, penso, all'epoca, e quindi sono venute le case tutte quante a Pianura, parecchia gente qua. E però c'erano sempre i pianuresi, proprio nativi di Pianura, un po' come l'America e gli indiani e gli americani, un po' così. Allora, sai, a Pianura c'è sta, forse è rimasta ancora, non lo so, questa lingua, sai, dove un napoletano particolare, come parla magari a Pozzuoli c'è il Puzzolano, come sai, ogni quartiere poi noi ci mettiamo pure un po' che era la sua, vabbè, non proprio tutti i quartieri, però diciamo proprio i paesini, ogni paesino ha un suo, una specie di dialetto, una specie di napoletano proprio suo, no? E Pianura secondo me teneva una specie di questo napoletano, perché uno sa dice pianura invece dice chianura, perché non sa, c'è una cosa, comunque c'è una cosa che forse non è nemmeno vera, ho aperto questa comunque, qua lo usavamo un po' come se tipo sfottere che là che sono proprio pianura, quando poi alla fine
cioè, non lo so, mi fa ridere sta cocchia, poi alla fine, nonostante pure mi senti pianura, ma non è che dico chianura, io dico pianura, però poi sono nato qua, sono cresciuto qua, ma non dico chianura, forse dicevano che là che abitavano prima, non lo so, lo vedremo, non so, non credo di averti tolto questo dubbio dalla testa, comunque. Vabbè, comunque ho aperto questa parentesi. A noi là la pianura teneva pure a squadra di pallone a alto livello, sì, ovvero una bella squadra di pallone, che stava quasi, che batté il Carpi, che mostra in Serie A, ed poteva andare, era andata in Serie C2 all'epoca, però poi scustavo troppo, iscriversi al campionato e non poté farlo, e quindi perdetta la partita della là di ritorno. Oppure no, mi pare che vinse, ma comunque non so più in Serie C2, anzi fallì, e poi il Carpi venne ripescato perché era andato in finale, e poi da lì il Carpi è salito proprio in Serie A, pensate un po'. Vabbè, comunque detto questo, io vado a lasciare, ma Chianura però mi piace più assai, ma è più pezzotto, dice cagami cazzo, e niente, poi ci aggiorniamo, vabbè, poi esce un video, tipo martedì, mercoledì, non lo so, esce un video poi particolare verità perché è particolare, e poi ci vedremo lunedì o martedì proprio per la diretta della Coppa a Facebook, poi la 100ª live prima poco quando la facciamo, se la settimana prossima oppure sì, ma orientativamente la settimana prossima. Non vi dico il giorno, giovedì sì, però muoveremo poco, sempre molto vago e molto impreciso. Voglio, è stato un piacere stare qui con voi, come al solito, e niente, me ne vado, vi saluto e saluto ovviamente tutti quelli che si vedranno la diretta dopo in differita, perché ci sono sempre e a me fa sempre molto piacere, quindi li saluto sempre con grande entusiasmo. Detto questo, vado a cercare il bottone per chiudere la diretta e niente, questo è quando ci siamo detti tutto va a mangiare. Stato buono, ciao ciao.